TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario questa notizia. Venezia e Mestre si preparano ad accogliere la stagione più magica dell'anno con Venezia It's Christmas Time, il ricco calendario di eventi promosso dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela SpA, che animerà tutto il territorio dalle isole alla terraferma con spettacoli, installazioni luminose, piste di pattinaggio, mercatini, trenini e tantissime iniziative dedicate a famiglie e bambini. Un mese e più di appuntamenti per vivere insieme la magia del Natale fino all'Epifania, tra atmosfere di luce, tradizione e stupore. Il primo grande momento di festa sarà venerdì 21 novembre, con l'accensione delle luminarie che scalderanno campi, calli, strade e piazze di tutto il territorio comunale. Le luci saranno accese, come da tradizione in contemporanea, in più luoghi della città. Cambiamo argomento, parliamo di sanità. L'ULSS 4 ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dei tumori del colon e del retto, che sta coinvolgendo in modo attivo anche le farmacie e gli acconciatori del Veneto orientale. Alle persone in età compresa tra 50 e 74 anni viene inviata a casa una lettera di invito a effettuare lo screening, spiega il direttore del SISP Alessandra Favaretto. È sufficiente ritirare il kit in farmacia e seguire le istruzioni in esso contenute. Il test prelievo è semplice e si esegue a casa propria. Infine il kit va poi riportato in farmacia entro le 24 ore o lasciato nei contenitori esposti in varie sedi dell'ULSS 4. L'esame è gratuito e non necessita di impegnativa. Nel caso di positività al test, la persona viene contattata e presa in carico dalla rete dei servizi dello staff medico dell'ULSS 4. Fino a quando la negatività verrà accertata o la guarigione verrà assicurata, la persona continuerà a essere seguita dagli specialisti dell'ULSS 4. Passiamo alla cronaca. Nella notata del 16 novembre a Mestre, i carabinieri hanno arrestato un 33enne straniero presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver notato l'uomo mentre camminava con circospezione su una pubblica strada, trascinando un voluminoso trolley, lo hanno fermato per un controllo. Nella circostanza il 33enne ha assunto sin da subito un atteggiamento nervoso e alla richiesta dei militari su che cosa portasse all'interno del bagaglio ha risposto di non conoscere il contenuto, né tantomeno il codice di sblocco del lucchetto. Ma i carabinieri, dopo essere riusciti ad aprire il trolley, hanno rinvenuto al suo interno marijuana per un peso complessivo di 5,2 kg e un telefono cellulare, tutto sottoposto a sequestro. La sostanza stupefacente, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 40.000 euro. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Voltiamo pagina e parliamo di cultura. La Biblioteca di Noale ha organizzato per la settimana Nati per leggere un incontro speciale sabato 22 novembre dalle ore 10:30 in biblioteca, in collaborazione con le amiche Mamme da Favola. Nel corso dell'evento verrà distribuito un piccolo gadget per identificare nel territorio le famiglie più sensibili al tema della lettura, le famiglie nate per leggere. Nati per leggere è il programma di promozione della lettura condivisa in famiglia dai primi anni di vita, attivo su tutto il territorio nazionale. Ed è, nella fattispecie, l'iniziativa che vuol celebrare l'importanza della lettura condivisa in famiglia fino ai primi 1000 giorni. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.